Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Formula 1 2011. Quest'oggi ci ritroviamo direttamente in Canada, pronti ad affrontare il Gran Premio di Montreal e quindi entriamo all'interno dei nostri box per imbracciare il nostro volante, ovviamente della nostra Montreal. È un circuito davvero molto ben fatto, un circuito abbastanza semplice a causa dei suoi rettilinei molto lunghi, però sono intervallati da delle curve davvero molto accentuate che devono essere affrontate con una velocità abbastanza moderata che andrà a influire ovviamente sul nostro assetto finale. Allora, il nostro assetto ragazzi possiamo caricarlo immediatamente, si ritrova all'interno del secondo salvataggio, la prova numero 2, è un assetto che riguarda davvero molto l'alettone, infatti l'alettone si ritrova davvero molto basso, sia quello anteriore che posteriore, per ottenere una velocità di punta molto elevata. Infine possiamo dare un'occhiata anche ai rapporti del cambio, che vanno praticamente a seguire una scala crescente da un valore minore a un valore maggiore, in modo da ottenere una velocità maggiore in delle curve più lente, invece in quelle più veloci riusciremo a ottenere un ottimo vantaggio sui nostri avversari. Benissimo. Diamo un'occhiata alla nostra strategia di gara. Allora, vediamo un po', abbiamo dei pneumatici morbidi al 91% delle condizioni, benissimo. E una strategia di gara, vediamo un po' cosa ci propone Will Smith. Ci dice che al sesto giro dobbiamo fermarci per montare pneumatici duri e noi lo seguiamo ragazzi, perché i pneumatici sono abbastanza resistenti, quindi credo che non scoppino durante questi 6 giri. Allora, possiamo imbracciare il nostro volante e metterci all'interno della nostra postazione di partenza. Allora, vediamo un po', le qualifiche sono state molto convincenti ragazzi, ci ritroviamo in prima posizione, in pole position, con al secondo posto Michael Schumacher e in terza posizione Fernando Alonso. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Sembra una gara abbastanza emozionante e se riusciremo a vincerla otterremo davvero diversi punti per la nostra scuderia. Per quanto riguarda il punteggio da ottenere, il terzo posto ragazzi, comunque cercheremo di far meglio. Ed eccoci sulla griglia di partenza, Barrichello decimo posto ragazzi, e questo può essere un ottimo vantaggio. Eccoci sulla griglia ragazzi, prima posizione la Williams di Van Helgen, seconda posizione Schumacher, terzo Alonso. Si accendono i semafori e via, e parte il Gran Premio di Montreal con la Williams che sfreccia immediatamente verso la prima curva. Stiamo attenti a non bloccare le ruote. Andiamo. Benissimo, attenzione, ce li abbiamo proprio incollati dietro. Forza, al secondo giro potremo utilizzare il DRS. Avanti, ecco che la classifica si sta evolvendo. Van Helgen, Alonso, Schumacher. Alonso è riuscito a recuperare una posizione, fantastica partenza di Fernando Alonso, ed ecco che abbiamo guadagnato un po' di vantaggio, 366 centesimi di secondo su 433 di Michael Schumacher. Attenzione, ce l'abbiamo di dietro, impostiamo la modalità carburante 1 per guadagnare un po' di vantaggio, ed ecco alle spalle Alonso che si presenta col suo muso anteriore. Andiamo, ecco il primo rettilineo ragazzi, guardate che è lungo, dobbiamo essere molto competitivi in questi rettilinei, speriamo il DRS al secondo giro. Questa è la curva più lenta del tracciato ragazzi, questo tornante a gomito, eccolo qui. Andiamo, 500 centesimi di secondo, abbiamo allungato il vantaggio, ed ecco guardate sulla minimappa come prendiamo vantaggio. Forza, terzo posto richiesto, vi ricordo, settima marcia. Senza DRS abbiamo un contatto maggiore con l'aria, quindi non riusciremo ad arrivare a velocità molto avanzate. Comunque questa dannata curva alla fine può essere pericolosa, perché da 300 km/h ci dobbiamo ritrovare una velocità inferiore agli 80 km/h per affrontare quella curva, quindi è molto pericoloso. Andiamo, giro migliore 1.19.930, possiamo fare di meglio ragazzi. Utilizziamo il KERS in questa prima frazione del circuito. Attenzione, ripuliamo le gomme che sono piene d'erba. Ancora la Ferrari in seconda posizione e Michael Schumacher in terza posizione. Ragazzi, se vincesse la Ferrari ci supererebbe, perché la ritroviamo al primo posto nella classifica piloti, davvero di molto. Eccola qui che sta tentando di superarci, attiviamo il nostro KERS. Benissimo, attraversiamo il primo settore. Andiamo, forza, i nostri pneumatici dovrebbero reggere. Diamo un'occhiata alla temperatura ragazzi, ritroviamo i pneumatici abbastanza freddi, ancora devono entrare in temperatura. Avanti questo maledetto tornante. Benissimo, diamo un'occhiata, ecco la loro intensità di calore, vediamo un po' i danni che sono presenti. Il pneumatico posteriore destro può creare qualche problema, ma per quanto riguarda il carburante ci ritroviamo in perfetta voga ragazzi. Andiamo, ecco questo curvone dannato, attenzione. Benissimo, ancora Alonso, Schumacher, Van Helgen, questa coppietta d'attacco. Ora il DRS è abilitato. Benissimo, il nostro meccanico ci porta sempre delle ottime notizie. Andiamo a tutta forza, il DRS è abilitato. Avanti.
Hamilton 1.14.463. Wow, la grande McLaren di Hamilton sta facendo furore. È grandiosa la gara a Monte Carlo che è stata effettuata qualche giorno fa, ragazzi. Veramente grandiosa la classifica, grandiose le prestazioni di Alonso all'interno di quella gara, fantastiche. Però Vettel davvero era inarrestabile, davvero correva come un dannato, non riuscivano a fermarlo. E nonostante ciò ci sono stati davvero tantissimi doppiati all'interno di quella gara. Infatti i doppiati sono molto pericolosi. Infatti se avete visto il gameplay precedente a Monte Carlo hanno creato qualche problema e hanno compromesso la nostra posizione. Davvero un'ottima gara, speriamo che la Ferrari riesca a comportarsi sempre in quella maniera. Andiamo però, questa Red Bull quest'anno sta continuando a essere, sta cercando, anzi sta percorrendo le orme dell'anno scorso, anche se abbiamo visto 6 Gran Premi per adesso e 6 piloti arrivati alla prima posizione in maniera diversa. Attenzione, dobbiamo stare molto attenti a questi rettilinei, ragazzi, perché i ragazzoni dietro possono utilizzare il DRS. Attenzione a Lewis Hamilton che ha guadagnato questa terza posizione con alle spalle Schumacher, ed ecco questa classifica provvisoria: Van Helgen, Alonso, Hamilton, Schumacher a 767 centesimi di secondo l'uno dall'altro. Wow, ed ecco Barrichello, il puntino giallo. Attenzione, ops, perso un attimo. Maledizione. Il tuo alettone anteriore è leggermente danneggiato. Non rientrare, non dovresti avere problemi. Maledizione, ragazzi, ho perso un attimo di vista l'alettone. Anzi no, ho perso un attimo di vista lo sterzo. Dobbiamo recuperare, meno male. Siamo riusciti a tenere la macchina in pista. Gli avversari sono riusciti a recuperare solo qualche centesimo di secondo. Comunque non è danneggiato per molto, possiamo continuare ancora. Avanti, avanti, avanti. 4 giri su 14. Abbiamo migliorato, ragazzi, guardate un po'. 1.14.963. La nostra cara Williams inizia a far sentire la sua voce all'interno di questa gara. Devi andare più forte, la vettura alle tue spalle si avvicina. Sì, guardate come spingo. Andiamo, ecco, guardate il nostro casco azzurro, che figo. Eccolo qui, guardate, con le gomme rosse. Non c'entra niente. Comunque si rifà la nostra autovettura nella maniera migliore. Attenzione, qua possono usare il DRS. Guardate, 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 attenzione ad Alonso. Questa Ferrari quest'anno quanto è forte, mamma mia, sempre attaccata di dietro. E c'è stato un incidente, guardate, un incidente c'è stato, ragazzi, dietro, si sono fermati. Vediamo un po', e abbiamo recuperato 1 secondo e 450, ottimo. Stiamo molto attenti perché ho impostato anche i freni in maniera molto elevata, quindi la pressione è davvero elevata e quindi possiamo anche bloccare le ruote in curva e quindi consumarle in maniera proprio accentuata. Possiamo fare scendere la percentuale in maniera ardua. Vediamo, utilizziamo questo KERS. Ah, ragazzi, utilizziamo la nostra miscela normale. Dimenticavo il nostro carburante. Ci ritroveremo in ottimale? No, ancora più in giro. Però è sempre meglio non eccedere. Andiamo, carichiamo il KERS al massimo. Ok, quinto giro, ragazzi. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare all'interno dei box. Maledetto questo Hamilton, grandissimo sorpasso di Lewis Hamilton a scapito di Fernando Alonso. Ce lo ritroviamo incollato, ragazzi, a 150 centesimi di secondo. Comunque 5 giri in testa, sono davvero fiero della mia Williams. Barrichello chissà dove l'abbiamo lasciato. Adesso a metà campionato, ragazzi, riusciremo a guadagnare la stima di primo pilota della scuderia, quindi possiamo indirizzare le ricerche dei nostri meccanici secondo le nostre aspettative e migliorare l'autovettura secondo le nostre aspettative. Vediamo un po', tutti sono entrati, ragazzi, guardate un po', tutti sono entrati ai box e noi ci ritroviamo al sesto giro. Cerchiamo di opporre. Siamo pronti per il pit stop, rientra questo giro. Cerchiamo di prendere vantaggio sui nostri avversari. Ah, abbiamo sgommato, mamma mia. Cerchiamo di prendere vantaggio. Mark Webber e Felipe Massa, quarto Barrichello. Visto che ci ritroviamo primi, guadagniamo vantaggio visto che non ci sono i nostri avversari. Gli avversari più cari, ovviamente. Andiamo, passiamo alla modalità carburante 1. Ecco, abbiamo recuperato un po' in questo giro. Speriamo che i meccanici delle altre scuderie si siano bloccate le mani. Vediamo, forse dobbiamo raggiungere la massima velocità, le massime prestazioni. Vediamo che idee ci vengono in mente, ragazzi, per questo Gran Premio. A Monte Carlo quell'alettone distrutto alla fine ci ha fatto perdere la seconda posizione. Vediamo quello che riusciamo a combinare qui. Allora, ragazzi, tutto nelle mani dei nostri meccanici, speriamo che riescano. Hai un solo secondo di vantaggio su Webber, cerca di aumentare il tuo vantaggio. Sì, fammi parlare però adesso. Speriamo che riescano a cambiare l'alettone e le gomme in maniera molto rapida. Guardate, sono rosso incandescente, stanno per scoppiare. Stiamo molto attenti. Eccoci, entriamo direttamente all'interno del box. Eccoli qui. Forza. Attenzione. Benissimo, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Eccoci qua.
Allora, dove sono i meccanici? Ecco i meccanici Williams, eccoci qua. Ah, ci sono anche i meccanici Sauber che si stanno preparando. Avanti ragazzone, facci uscire. Gear, fammi partire. Maledizione, perché stiamo fermi? Perché tutte le altre autovetture devono rientrare. Vai, via. 10 secondi di pit stop ragazzi. E altri 10 secondi di pit lane. Dobbiamo recuperare un sacco di posizioni ragazzi. Vediamo dove ci ritroviamo. Maledizione, questi dannati meccanici non ci volevano. Non sono previste altre soste ai box, cerca di preservare Sì, i nona pneumatici. posizione, dobbiamo arrivare terzi ragazzi. Tutto per colpa dei nostri meccanici che non ci hanno fatto uscire in tempo. Cioè con la bandierina verde non ci hanno fatto uscire. Ma maledizione, adesso ci dobbiamo accontentare del nono posto dopo che eravamo in prima posizione. Sembra difficile ragazzi recuperare qua. Comunque ci proviamo, abbiamo i pneumatici ancora congelati. Cerchiamo di essere rapidi, veloci, scattanti. Vediamo che riusciamo a fare, vediamo se riusciamo ad avvicinarci direttamente a Schumacher. Schumacher davanti a noi. Probabilmente si dovranno fermare anche tutti gli altri piloti davanti. Barrichello chissà se si è fermato. Diamo un'occhiatina. Avanti. Adesso abbiamo nuovamente l'alettone sistemato. Il DRS possiamo utilizzare ragazzi. Speriamo di raggiungere direttamente il nostro pilota. Il pilota alle tue spalle ti sta raggiungendo, spingi, forza. Spingo. Forza, guardate come ci supera ragazzi, ci supera Pedro. Guardate, ci supera perché ha il DRS, eccolo qua. Perché non lo posso usare non lo so. Perché non mi trova alla distanza esatta. Ma vediamo, ecco qualche pilota che sta rientrando. Lotta con Barrichello ai box ragazzi, sta per uscire Barrichello. Dobbiamo arrivare prima di lui. Eccolo qui, sta arrivando. L'abbiamo preso. Perfetto. Vediamo a che posizione ci ritroviamo. Settimo posto, dobbiamo recuperare un bel po' di posizioni, ma non credo che ce la facciamo ragazzi. Dobbiamo essere davvero dei razzi per arrivare direttamente a Michael Schumacher. Avanti, vediamo quello che abbiamo recuperato. A 2 secondi ce lo ritroviamo. Vediamo un po' come si evolve il vantaggio su Michael Schumacher ragazzi. Ci ribecchiamo tra qualche istante. Eccoci ragazzi, ci ritroviamo al 13° giro direttamente in coda a Mark Webber che è stato superato. Se vuoi superare il pilota davanti a te devi dare il tutto per tutto. Sì, è stato superato Mark Webber da Michael Schumacher. Ci ritroviamo direttamente in settima posizione, quindi vediamo se riusciamo a superarli. È davvero molto dura. Andiamo, la nostra vettura ormai non ce la fa più, dobbiamo fare il massimo. Quei dannati meccanici ci hanno fatto perdere davvero tantissime posizioni. Ci ritrovavamo in prima posizione ragazzi, quindi vediamo quello che riusciamo a combinare in questi ultimi 2 giri. Diamo il massimo. Ci troviamo a un secondo e 400 centesimi dal nostro avversario. Avanti, dobbiamo affrontare queste curve nella maniera migliore. Vediamo di riuscire a superarlo in frenata oppure in accelerazione con il nostro DRS. Eccolo qui. La vedo difficile. Forza, vediamo che va carburante, siamo in situazione ottimale, abbiamo l'ultimo giro da affrontare. Avanti, maledizione che non possiamo utilizzare questo DRS, loro lo possono utilizzare, guardate come se ne sta andando il nostro ragazzone ragazzi. Avanti. Almeno guadagnare la sesta posizione ragazzi, siamo senza carburante, guardate un po'. Vai che siamo in coda. Vicinissimi, dai che ce la facciamo. Avanti, siamo al primo settore, ancora sono molto più veloci di noi, non so come fanno ragazzi, la nostra vettura si è addormentata in questa ultima fase della gara. Avanti, l'ultimo settore, forza che ce la facciamo. Maledizione, ecco che siamo incollati in frenata. Forza, possiamo utilizzare il DRS ragazzi, siamo vicini, vediamo un po' se ce lo fa utilizzare il gioco. Vediamo. Ecco DRS, andiamo a tutta manetta, andiamo. Niente, sono lontanissimi ragazzi. Vabbè, settimo posto, ci possiamo accontentare. Dovevamo guadagnare queste 3 posizioni ma non ce l'abbiamo fatta. Felipe Massa taglia il traguardo vicino a questa Mandria che sta tagliando ormai il traguardo. E niente, settima posizione ragazzi, il nostro pilota è scontento e mi sa che ci dobbiamo accontentare.
accontentare per colpa di quegli imbranati dei meccanici. 1.13.879 il massimo che sono riuscito a fare, 6 posizioni perse. Diamo un'occhiatina all'interno. Settimo posto, non male. L'unico felice è il nostro amicone lì, e Felipe Massa guadagna altri 25 punti per la sua scuderia e anche per la sua posizione. Diamo un'occhiata all'interno della classifica piloti, 74 punti, quinto posto, invece la classifica costruttori, quarto posto. Vabbè, ci rifaremo all'interno della prossima gara. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.